nazionale è riunita d'urgenza dopo la tragica morte sul lavoro dello studente 18enne a Noventa di Piave. I sindacati veneti annunciano la mobilitazione. E la scuola veneta è in lutto, il cordoglio della dirigente scolastica regionale Palumbo, flash mob della rete studenti per chiedere lo stop dell'alternanza scuola-lavoro. Il papà di Giuliano De Seta, il mio mondo è finito, dice, il dolore del sindaco e dei concittadini, il ricordo della preside, voleva fare l'ingegnere, ci mobiliteremo per lui. Schiantone la notte a Jesolo, gravissimo, un 44enne del posto, fuoriuscita autonoma con la Spider decapottabile in via Martiri delle Foibe attorno all'1. Saranno celebrati martedì alle 15:30 a Mirano i funerali di Paola Mauri, l'82enne investita in bici lunedì mattina da un'auto condotta da un 86enne del posto, ora indagato per omicidio stradale. Stati generali della sanità, a dolo l'allarme della CGIL, con una popolazione sempre più anziana nel territorio servono azioni diverse per affrontare le prossime sfide. A riflettori spenti emerge un retroscena dal Festival del Cinema di Venezia, un giurato positivo al Covid che ha lavorato in isolamento chiuso in camera in hotel al Lido. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. C'è il caso tragico dello studente 18enne morto a Noventa di Piave in primo piano. CGIL, CISL e UIL del Veneto sono pronti alla mobilitazione dopo la morte di Giuliano De Seta. Allo studio azioni concrete per rilanciare la sicurezza sul lavoro, manifestazioni studentesche di protesta a Roma e Mestre. Maurizio Landini ha convocato una riunione d'urgenza a livello nazionale perché questo tema, che già era all'ordine del giorno in maniera forte delle nostre attività, lo è diventato ancora di più. La mattina dopo l'incidente costato la vita a Giuliano De Seta durante uno stage scolastico in un'azienda di Noventa di Piave, la CGIL nazionale ha convocato d'urgenza un vertice per decidere una presa di posizione forte che dopo un confronto con CISL e UIL dovrebbe sfociare già nei prossimi giorni in un'azione di protesta concreta. In queste ore il rapporto sulla morte dello studente 18enne stilato dai carabinieri di San Donà di Piave e dai tecnici dello Spisal sta per essere trasmesso alla Procura di Venezia. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti e ascoltando i dipendenti presenti in azienda al momento della tragedia. Noi abbiamo bisogno di qualificare le aziende in cui i ragazzi vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo qualificarle e certificare la qualità di queste imprese e della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo, dobbiamo anche lavorare sui tutor aziendali perché diano un supporto vero e poi dobbiamo ricordare che l'alternanza non è lavoro. I ragazzi non possono essere lasciati soli a lavorare su macchinari, a lavorare con dei materiali pericolosi. La scuola veneta è in lutto, ha detto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, e si stringe forte in un abbraccio con la mamma, il papà e il fratellino di Giuliano. Intanto in mattinata a Roma un centinaio di studenti ha partecipato indossando dei caschi da lavoro ad un flash mob di protesta indetto dalla rete degli studenti medi davanti al Ministero dell'Istruzione. Pensavamo che le morti di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenocci fossero sufficienti a riaprire una discussione seria sulla sicurezza e sul rapporto tra scuola e lavoro, hanno affermato. Così non è stato. Un'azione di protesta analoga si è svolta anche a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Forte Marghera, davanti all'ufficio scolastico regionale, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista e dagli studenti delle superiori. Dobbiamo capire quali iniziative per far tornare questo tema all'ordine del giorno. Io credo che non sia sufficiente il comunicato, la denuncia, dobbiamo confrontarci e fare azioni concrete per cambiare le cose. Stiamo ragionando, appunto con CISL e UIL ci confronteremo nei prossimi giorni, sicuramente ci saranno anche azioni di protesta. Nel prossimo servizio riviviamo i drammatici momenti dell'incidente costato la vita al ragazzo. Papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5º anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e a 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo.
Quinto giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura, scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisa, il vigile del fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà sconvolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato a questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, e voi siete sicuramente genitori anche voi. Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? E sotto shock per questa tragica scomparsa c'è l'intera comunità di Ceggia, con il primo cittadino e quella dell'Istituto Da Vinci a Portogruaro, dove Giuliano frequentava il 5° anno. Ho incontrato la mamma e i familiari, il papà è occupato in questo momento per motivi burocratici. L'ho portato il cordoglio da parte dell'amministrazione, di tutti i cittadini, dei suoi amici, della comunità di Ceggia tutta. È un sindaco sotto shock, affranto dal dolore, quello che torna dallo straziante incontro con la famiglia di Giuliano De Seta. Sta imparando a muoversi nel mondo del lavoro tramite la scuola, quindi è una cosa che ci lascia perplessi e ci fa anche pensare, insomma, su questi meccanismi. Giuliano era iscritto al 5° anno presso l'Istituto Tecnico Da Vinci di Portogruaro, indirizzo elettronica. Il suo sogno nel cassetto era diventare ingegnere, racconta, raggiunta al telefono, il dirigente scolastico Anna Maria Zago. Aveva grandi progetti, appassionato di tecnica, di quello che stava studiando. Come possiamo, che parole, non ci sono parole se non esprimere proprio la nostra vicinanza alla famiglia e il dolore di tutta la scuola, la vicinanza ai compagni di classe. Oggi serrande abbassate nella casa di Via Bosco, qui a Ceggia, dove Giuliano era nato e viveva con il fratello più piccolo, mamma Antonella e papà Enzo. Famiglia che chiede alla stampa di rispettare questo incommensurabile dolore. Famiglia che dopo un anno di travaglio si era appena ripresa da un altro dramma, quello di un gravissimo incidente stradale cui Giuliano era scampato prendendo un volo aereo. Gli staremo vicini come comunità e cercheremo di guardare il futuro nel ricordo di Giuliano. Questo posso dire, che la comunità di Ceggia sarà vicina alla famiglia come lo è l'amministrazione, come siamo tutti, come i suoi amici. E mentre anche il sindaco di Ceggia torna a chiedere una modifica del progetto PCTO con cui gli studenti si affacciano al mondo del lavoro. L'ambiente industriale è un ambiente potenzialmente pericoloso, i rischi ci sono sempre dietro l'angolo, quindi il controllo dovrà essere magari potenziato. A Portogruaro il Da Vinci si sta già mobilitando nel ricordo di Giuliano. I rappresentanti degli studenti mi hanno chiesto che vorrebbero organizzare anche poi delle iniziative proprio in memoria, iniziative che condivideremo, sentiremo anche il desiderio della famiglia. Sulla tragedia del 18enne di Ceggia è intervenuto anche Matteo Renzi ieri a Mestre in tour elettorale. È una cosa allucinante, non si può morire in questo modo, vale per gli infortuni sul lavoro e vale in questo caso
per gli infortuni in questi percorsi dell'istituto tecnico che stava facendo, dopodiché non è alternanza scuola-lavoro, ma cambia poco perché è comunque un ragazzo di 18 anni che è morto. Pensate alla sua famiglia, pensate ai suoi compagni di classe, è una cosa assurda, feroce, che non può avvenire. Così sulla morte di Giuliano De Seta anche Matteo Renzi ieri sera a Mestre al Candiani in tour elettorale, città questa che si ritrova a fare i conti con la questione sicurezza, ha detto nell'incontro con i giornalisti. Il tema della sicurezza è un tema reale un po' in tutto il paese, credo però che sia importante affermarlo non soltanto in una logica di ideologia. Non si reprime la criminalità su Twitter o su Instagram, ma attraverso una dura azione di repressione laddove è necessario e contemporaneamente con una grande azione educativa. Un grande leader europeo diceva: duri con il crimine, duri con le cause del crimine. Ecco, bisogna essere capaci tutte e due. Draghi non disponibile a un secondo mandato? Certamente non può simbolicamente autoepurarsi in dichiarazione con la stampa, spiega. Cosa vi aspettavate che dicesse Draghi? Sì, sono in campagna elettorale. Vi ricordo che quando abbiamo fatto l'operazione di mandare a casa Conte e portare Draghi, tutti dicevano che Draghi non era disponibile. La risposta si dà al Presidente della Repubblica, non ai giornalisti in sala stampa. La flat tax, una bufala, dice. La vera domanda è: la flat tax con che soldi la fa Salvini? Con quelli del Monopoli? Perché i dati dicono chiaramente che costerebbe un centinaio di miliardi. Noi abbiamo l'inflazione, il caro bollette, il caro energia. Ci mettiamo anche a inventare proposte mirabolanti. Infine le indicazioni sul terzo polo. Se voi siete persone che avete votato destra, magari perché condividevate Zaia o la linea di Forza Italia del passato, non potete votare per la fiamma della Meloni o per questa Lega con Salvini. Se voi siete di sinistra, credevate nel progetto di un partito riformista, non potete più votare il PD che sposa il reddito di cittadinanza. Per questo mondo c'è soltanto una possibilità: votare con Calenda, Azione, Italia Viva. Ora la cronaca con un 44enne ricoverato in gravi condizioni dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero a Jesolo. È stato trasferito con l'elicottero all'ospedale dove è ricoverato in condizioni gravissime un 44enne vittima di un incidente stradale a Jesolo nel cuore della notte. Poco prima dell'1 l'uomo stava percorrendo Viale Martiri delle Foibe al volante della propria automobile quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo della macchina schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato particolarmente violento. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il conducente, che era rimasto incastrato nell'abitacolo, e affidarlo alle cure dei sanitari del SUEM 118, che lo hanno stabilizzato e trasferito d'urgenza in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con la rimozione dell'auto da parte del carro attrezzi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia con il supporto dei carabinieri per la gestione del traffico. E un windsurfista è stato tratto in salvo oggi in Adriatico dopo che a causa del forte vento era stato portato con la propria vela alla zona di Cavallino alla bocca di porto del Lido di Venezia. È scattato l'allarme, sono entrati in azione gli uomini della Guardia Costiera e anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo disperso è stato poi raccolto da un'imbarcazione che ha segnalato il recupero, quindi gli uomini della Capitaneria lo hanno raggiunto e portato a terra incolume. Questa è una notizia giunta da pochissimo in redazione. E saranno celebrati martedì invece alle 15:30 nella chiesa della parrocchia di San Leopoldo Mandici a Mirano, vicino a dove abitava, i funerali di Paola Mauri, l'82enne investita lunedì mattina da un'auto all'incrocio tra via Lombardini e via Wolf Ferrari mentre stava andando al mercato in sella alla sua inseparabile bicicletta. Il conducente della vettura, una Lancia Musa, un 86enne, anche lui residente a Mirano, è ora formalmente indagato per omicidio stradale. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Siamo alla politica. Dopo 2 anni di stop a causa del Covid, domani torna il raduno della Lega a Pontida.
Domani Pontida sarà un ritornare ai valori della Lega, sarà una Pontida di ripartenza. Dopo 2 anni di stop a causa delle restrizioni legate al Covid, domani il Prato di Pontida tornerà a fare da sfondo allo storico raduno della Lega. Un appuntamento a ridosso del voto del 25 settembre che per molti potrebbe essere il termometro che misurerà lo stato di salute del partito di Salvini. Siamo sotto attacco nel senso che tutti ce l'hanno con la Lega. Che sarà un'edizione diversa rispetto all'ultima del 2019, lo dicono anche i numeri della vigilia. Se allora dal Veneto furono un centinaio i pullman in viaggio verso il piccolo comune della Bergamasca, quest'anno se ne contano circa la metà. Si punta sulle adesioni dell'ultimo minuto e su chi arriverà con mezzi propri. Certo è che gli occhi di molti saranno puntati su quel prato, con l'incognita maltempo a pesare sull'evento. Il meteo ci darà qualche problema, ma secondo me il prato sarà pieno. La risposta dei militanti e dei nostri elettori sarà importante. Per l'onorevole Paolin, l'edizione di Pontida di quest'anno segna uno spartiacque tra gli anni passati e il futuro. La fine del Covid, la fine, mi auguro, di questa stagione dei governi tecnici che ha prodotto tanti disastri. Serve un governo politico che affronti i problemi, che prenda delle decisioni e se ne assuma le responsabilità. Un nuovo governo che dovrà affrontare importanti sfide, una su tutte quella del caro energia, alla quale ieri il governo Draghi ha dato una nuova risposta nel decreto aiuti ter, per Paolini però insufficiente. Bisogna intervenire, a mio avviso il governo dovrà farlo, probabilmente ancora questo governo prima dell'insediamento del nuovo governo dovrà intervenire, perché la situazione è drammatica, cioè i costi faranno chiudere le aziende e metteranno sul lastrico le famiglie. Quindi 150 euro sono una misura veramente, vorrei definirla ridicola. Intanto la CGIA di Mestre in uno studio quantifica in 35 miliardi di euro l'investimento in termini di sostegni che il prossimo esecutivo dovrebbe mettere in campo per aziende e famiglie. Per quello noi chiedevamo lo scostamento di bilancio, cioè noi siamo in un'economia di guerra e dobbiamo affrontare la situazione restando nell'economia di guerra, cioè prendendo dei provvedimenti che creeranno nuovo debito ma che ci permetteranno di rimanere vivi. Ora parliamo invece di sanità, perché a fronte di una popolazione sempre più anziana nel territorio della Riviera del Brenta, la CGIL lancia un messaggio: servono, dice, azioni diverse per affrontare le prossime sfide. CGIL, Sindacato Pensionati e Funzione Pubblica di Venezia hanno organizzato un confronto pubblico alla presenza dei sindaci del territorio in questione sulla situazione della sanità nell'area della Riviera del Brenta e del Miranese. Noi pensiamo che dopo 2 anni di pandemia, di gravissima pandemia, serva aprire un confronto pubblico, trasparente, che coinvolga cittadini, forze sociali, lavoratori, tutti coloro i quali hanno a cuore il sistema sanitario pubblico, i sindaci del territorio. Lo abbiamo fatto da qui, da Dolo, perché questo territorio ha pagato più di altri la pandemia. Qui è stato istituito un ospedale Covid, sono stati trasferiti reparti che devono tornare in questi territori. In questi comuni oltre il 23% della popolazione è over 65 e tra questi più di metà ha oltre 75 anni. È irragionevole, dicono i sindacati, non venire incontro alle esigenze di prossimità e accessibilità che in un territorio così vasto diventano indispensabili. Quindi noi abbiamo chiesto il ripristino di tutte le funzioni di questo territorio. L'area della Riviera del Miranese non è una succursale del Comune di Venezia, ma è un'area importantissima del territorio. Servono risposte sulle liste d'attesa, sulle case di riposo, sulla presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini. Noi vogliamo una discussione vera che coinvolga tutti, perché dobbiamo riprogettare la nostra offerta sanitaria e per farlo al meglio dobbiamo farlo con una discussione trasparente che coinvolga lavoratori, cittadini e utenti, perché dobbiamo tutelare il nostro sistema sociosanitario, ricostruirlo con forti investimenti, perché solo con una sanità pubblica, territoriale e ospedaliera forte e radicata potremo affrontare le sfide del domani. Torniamo ora a parlare della Mostra del Cinema di Venezia, perché dietro le quinte l'organizzazione del festival ha dovuto far fronte a più di un imprevisto, tra questi anche un giurato positivo al Covid che ha lavorato in isolamento.
Non era mai capitato nei 2 anni precedenti, in cui l'incubo del contagio Covid era molto più presente e tangibile nella cittadella del cinema. È successo quest'anno. Un componente della giuria è risultato positivo al Covid e ha lavorato per una settimana in isolamento. A rivelare il retroscena alla fine del festival il direttore Alberto Barbera. Per fortuna era positivo ma asintomatico, non aveva nessun disturbo di nessun tipo, quindi ha potuto lavorare, lo ha fatto dalla stanza, dalla camera dell'albergo, l'abbiamo messo a disposizione un grande monitor dove ha visto tutti i film e ha partecipato a tutte le riunioni della giuria via Zoom. Ormai la tecnologia ci supporta anche in questi casi. Poi, tornando ai temi più strettamente cinematografici, l'attesa dei pronostici già comincia a rivolgersi agli Oscar. Vede qualche film che possa puntare agli Oscar? Ma ci sono senz'altro, è una cosa che è stata segnalata soprattutto dalla stampa americana, che è quella più attenta, no, a questo aspetto. Credo che numerosi dei film che erano presenti qui in mostra li vedremo nei prossimi mesi nella lunga corsa che ci separa dalla cerimonia di assegnazione dell'Academy a marzo. A cominciare dal Leone d'Oro, forse? A cominciare sicuramente dalla Leone d'Oro. Ricordiamo che Laura Poitras aveva già vinto un Oscar con un suo documentario precedente, non c'è dubbio che anche questo ha grandi possibilità. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Pressione atmosferica in rapido aumento, dunque bel tempo, assaggio d'autunno però con clima fresco. Il dettaglio di domenica 18 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili in montagna, in particolare sulle Dolomiti, ma in genere senza precipitazioni. Temperature minime in calo, comprese tra 6 e 11 gradi, massime in lieve aumento invece tra i 22 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza, sui monti nuvolosità variabile ma senza piogge. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. La domenica inizierà con qualche annuvolamento, ma con il passare delle ore il sole sarà via via più presente. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.